Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale vostro Maledetto Veneziano. Da come avete visto dal titolo, le sfide interattive sono qua. Vi ricordo anche per chi non ha ancora acquistato il favoloso book di Hildegard di Introduzione alla magia radionica, eccolo qua, e costa 13 euro e lo si può acquistare nei migliori bookstore, Macro Librassi, Giardino dei Libri, Mondadori, Feltrinelli, insomma, tutti quei grandi negozi, ma Amazon, dove chiaramente noi siamo posizionati. Vi ricordo che costa 13 euro, è edito da Home Edizioni e anche il vostro maledetto ha partecipato. Bene, intanto che faccio scorrere i vari social il nostro video, aspetto gli amici se vogliono fare una domanda di sfide interattive, aspettiamo, intanto io posiziono nei vari gruppi dove ci danno questa possibilità il link del Marietto Veneziano per poter fare domande gratuite e sibili interattive del nostro Marietto. Bene, aspettiamo i nostri amici che si collegano. Vi ricordo che questa sera alle 21 il legato Marietto Veneziano saranno insieme nel canale di Marietto Veneziano per le sibili interattive con il Legarda. Avremo anche lì la nostra il Legarda. Bene, aspettiamo un po' i nostri amici. Pierluca, ciao Pierluca, grazie di esserti collegato. E aspettiamo, vi ricordo che se volete fare delle domande, nome e data di nascita e poi una domanda che abbia più che altro un senso, perché ci sono alcune volte che niente segno zodiacale o altre robe. Bene, cari amici, intanto aspettiamo che si colleghino. Se avete domande, il vostro maledetto veneziano è qui per le sibille. Per mezz'ora. Bene, vediamo se c'è qualcuno. Bene, vedo Lisa che ha già fatto una bella domanda. Perfetto. Perfetto, la nostra Lisa ha fatto una bella domanda. Aspettiamo, Ancora datemi tempo 2 minutini che condivido questa. Un attimino ancora. Via. Ok, vediamo un po'. La prima domanda la vedo bene. Datemi ancora un minutino di tempo che mi collego e linko. Vediamo un po'. Siamo quasi a puntino. Quest'ora Face e social sono lentissimi, mi dispiace doverlo dire, ma purtroppo c'è un po' di problemi. Bene, penso che siamo a tema. Vediamo qua, faccio questo, manca solo questo qua. Telegram. Bene, ecco, adesso ci siamo tutti e si può partire con la prima domanda, che è di Lia. Bene, vediamo un po'. Allora, Lia, tanto saluto Pierluca, Lia, Elena, buonasera, e Lori. Bene, vediamo. La prima domanda di Lia, buonasera, volevo sapere se riesco ad andare a vivere con mia figlia Elisa, Elisa dell'89 e Lia del 69. Bene, facciamo Lia e Elisa. Se Elia, Elisa dell'89 e Elisa si riescono ad andare a vivere assieme. Se la madre riesce ad andare a vivere assieme alla figlia. Vediamo un po' cosa dicono i nostri sibille interattivi chiacchierini. Se la nostra Elisa riesce ad andare a vivere assieme. Bene. Sibille, ditemi se Elisa e Elia riescono ad andare a convivere assieme. Beh,
Al taglio vedo che c'è qualcuno che potrebbe dare una mano, magari una persona di una certa età che è positiva la cosa, sembra che prenda piede in modo corposo. Vediamo il passato, vediamo il presente, nel futuro, oh là là, così, e vediamo un po'. Allora, vediamo un po' il nostro passato. Beh, il passato sembra che ci siano state delle comunicazioni importanti, che ci sia stato veramente qualcosa di importante. Poi c'è stato un po' di allegria, un'amicizia che è intervenuta in mezzo e vediamo che sia stato fatto qualcosa di nascosto. Però diciamo che nel passato c'era qualcosa di positivo, eh? E c'è stato sicuramente qualche momento positivo, poi l'intervento di una persona amica, no? Però poi è stato fatto qualcosa di nascosto, vedi? Mia. E qua entra in scena una nemica nel presente, quindi diciamo che tu stai lavorando bene per poter ritornare con tua figlia, però c'è qualcuno che sta remando contro. Beh, diciamo così, diciamo che il passato c'era l'intento, c'era la volontà, è anche importante. Poi non so, è entrata in scena qualcun'altra, forse c'è stato anche momenti di allegria e soprattutto una donna che vi ascoltava e ha fatto qualcosa di nascosto. Infatti, vedi qui nel presente, linea presente, una nemica importante. Però qui ti vedo salda che raccoglierà i tuoi frutti. Secondo me sì, c'è questa grande possibilità. Vedi anche da una maritata conversazione, si vede che tua figlia fondamentalmente è propositiva e vedo anche l'accordo. Poi però ti vedo malinconica proprio per tua figlia nel futuro, e però vedo l'affare si farà. Vedi, stanze, meneo, conversazione, hai delle bellissime carte a favore con qualche momento in cui tu ti senti un pochettino smarrita, però come si dice, conclusione, io direi che è molto positiva. Vedi, amore, la riunione c'è. Vedi? Quindi direi che amore c'è, praticamente l'azione verrà fatta, ci sarà qualcosa da cambiare, forse c'è anche un uomo che è pensieroso, però vedi che la riunione con tua figlia c'è. Quindi entro massimo 9 mesi, molto probabilmente, tutti questi avvenimenti avverranno, e cioè adesso tu raccoglierai nei presenti il lavoro, bel lavoro che hai fatto, sebbene c'è stata una nemica, nel futuro prossimo sicuramente avrai conversazioni con tua figlia, vedi dalla maritata all'Imeneo. Poi è chiaro, tua figlia, essendo giovane, avrà le sue idee e ti vedo un po' malinconica, però vedi la stanza da fare si farà, poi schioccherà di nuovo la freccia giusta per muoversi. Attenzione che però ci sarà qualcosina da me, qualche cambiamento da mettere a posto, però la riunione con tua figlia ci sarà, sebbene c'è quest'uomo qui sta progettando di fare qualcosa per voi, per te e tua figlia. Quindi io direi di sì. Ci sarà questo cambiamento positivo alla riunione. Quindi sì, secondo me riuscirai ad andare a vivere con tua figlia. Sì, sì, altro che. Sembra proprio sì, anche perché ti sei guadagnato questa possibilità. Hai lavorato solo per poter andare a vivere con tua figlia. Bene, vediamo la prossima. Elena. Allora, se Elena vuole sapere se dell'84, se suo marito 82 ha altre donne. Vediamo un po', appena. Ok, dai, vediamo la nostra Elena che chiede se il marito, dopo cancellate la domanda, perché io ci tengo la pelle, voglio vivere ancora almeno 44 anni. Allora, se il marito, allora, se questo signore dell'82 ha rapporti con altre donne. Mi raccomando, cancellate le domande, eh. Io, ambasciatore un po' a pena, però insomma, va bene, vediamo un po' se questo signore
a altre donne a parte la moglie. Vediamo un po'. Beh, e, e qua fa vedere che lui è interessato anche a donne più giovani, vedi? Il giovane fanciullo, l'Eminio è la carta al contratto, è la carta che, insomma, l'occhio vispo su altre signore giovani ce l'ha, eh? Un po'. Qualche occhiolino, lo vedo, eh. Allora, vedete, vediamo che effettivamente lui in qualche situazione positiva, sentimentale, come qualche un'altra c'è qua, vedete? E qualcuna è anche una nemica vostra, diciamo, non tua, non sua, ma tua. E vediamo che c'è stato un grande lavoro, ed è stato anche, cioè, nel passato questo qua, eh. Quindi io direi di sì, nel passato ovviamente qualche flirt importante c'è, ma anche nel futuro, dopo ve lo faccio vedere. E un tipo fortunato, diciamo, ha lavorato molto per avere mh, contatto con altre donne. Bisogna dire che è intervenuta una signora che ha fermato una vostra nemica, una signora grande, sembra che sia una sua parente che ha fermato. Nel presente, vedi, ti vedo sospirare perché c'è un blocco naturalmente tra voi due. Vedo sospirare, insomma, sei molto, come si suol dire, sei molto preoccupata, no? Perché vedo che sta per partire il tuo tesoro, vedo che sei preoccupata e c'è un blocco fra di voi in casa. Però lui com'è? Lui sogna sempre, vedi qua, questo è un sogno che vorrebbe, lui capisce che tu sei molto importante, però vedi, c'è questa carta qui che sta a indicare che è un tipo che gli piace più prendere che dare a livello sanitario, e poi è un po' leggero come personaggio, quindi lui pensa a te in modo positivo, però è un tipo che a livello sentimentale bisogna capire che è un tipo leggero, piace più prendere che dare. Nel futuro la vedo ancora una donna entrare, perché fra di voi ci sarà sicuramente qualcosa di, come si dice, da mettere a posto a livello tecnico, sentimentale in casa, anche perché qui vedo che ci sono dei blocchi in casa, sento, si vede nella linea presente, è una situazione impegnativa, e lui sta pensando, sì che tu vali molto, però è un uomo leggero alcune volte, si fa trascinare troppo dalle donne e vedo che qui c'è qualcosa che deve guarire con l'aiuto magari di qualcuno o qualcuna, però poi vedo entrare ancora un flirt deciso, un flirt importante con altre donne. Il finale com'è? Il finale è che riceverai dei messaggi, ti vedo vincente alla fine, però devi capire che lui è un uomo fatto così, è un uomo che gli piace, insomma, gli piacciono le donne, è un artista, lo vediamo qua, vuol filtrare, questo 9 mesi, fra 9 mesi, e poi fra voi due ci sarà leggerezza, anche se tu sarai vittoriosa, ma lui, sapete come dicono, lui può perdere il pelo ma non il vizio, quindi da queste carte si vede che effettivamente lui, purtroppo, ogni tanto una sbirciatina ad altre signore la dà volentieri. Sembrerebbe che le Sibille dicono questo, poi speriamo di no, però insomma le Sibille fanno capire. E fra massimo 9 mesi ci sarà un figlio importante. Vale P, saluto a tutti. Ciao Vale P. Bene, vediamo la prossima. Lori, vorrei sapere quando mi periodo fortunato. Allora, per Lori vediamo un po'. Ah, la proprio beh, sembrerebbe che insomma abbia del flirt in futuro. Bene, Elena, eh. Andiamo avanti. Lori ci chiede: vorrei sapere quando sarà il mio periodo fortunato. Bene, vediamo la nostra Lori. Quale sarà? Allora, Lori, vorrei sapere quando sarà il mio periodo fortunato. Grazie.
Vediamo un po', Lore. Beh, Lore, ti vedo un po' piangere, eh. Sei un attimino, sembra che sia arrivato qualcosa di fresco e ti ha fatto piangere. Ti ha fatto piangere, sembra che pensi che la tua fortuna sia un pochettino andata. E in effetti, Lore, ti vedo molto delusa per i prossimi tempi. Un po'. Lori, guarda, effettivamente io vedo qui che c'è un periodo un po' impegnativo per te, Lori, te lo dico già, vedo che ci saranno 9 mesi impegnativi perché vedo qua blocco, gente che parla male, gente che ti vuole rubare. Cioè, nel passato ultimamente hai sempre visto bicchiere mezzo vuoto e hai ragione perché hai avuto delle prove veramente impegnative. Vedo che gente che parlava male, il bicchiere mezzo pieno, gente che di nascosto ti ha fatto delle cattiverie, l'amore che è andato via, è arrivato, è andato. Nel presente vedo che hai molti rimpianti, vedo che c'è qualcosina che potrebbe arrivargli fortunato, ma vedo che poi con la forza, in modo segreto, sparirà. Insomma, io direi che è una stesa veramente intensa e lontano dalla fortuna. Io vedo che non c'è, hai anche tanti nemici, vedo qua, la gente che attaccherà il futuro, anche con la legge. Quindi io non vedo questi prossimi mesi, non mi sento di dire che ci saranno dei momenti fortunati. Forse acquisterai un po' di tranquillità massimo fra 9 mesi, perché vedo conversazione, bambino e donna maritata, ma se no vedo che ci sarà anche gente, liberi professionisti che ti attaccheranno in più momenti, gente che in segreto ti attaccherà. Insomma, effettivamente Lori stai passando un periodo importante e negativo. Poi vedo che ci sarà un uomo, no, che non ama, non ama fra massimo un anno, non ama, è un uomo che magari è anche di legge, ma sarà un sentimento freddo, leggero, e poi non ha nemica. Quindi no, io non mi sento di dire che nei prossimi mesi ci sarà un ribaltamento della situazione a livello energetico che ti porterà a una positività. Massimo, fra 9 mesi vedrai un piccolo spiraglio, ma Lori veramente quest'anno che sta arrivando sarà un anno impegnativo, impegnativo in cui fra 9 mesi magari ci sarà un attimino di pausa, ma poi riprenderà un pochettino, quindi sarà un anno impegnativo, ma tu ce la farai, eh? Allora, andiamo avanti. Federica, allora, sì, ma Federica mi devi dire anche la tua data, perché c'è poco da fare, la data di tutti e due. Andiamo al prossimo. Federica, devi mettere la tua data se sei ancora in linea, perché sennò così non funziona. La data di tutti e due. Allora, la Marina del 92 chiede se tornerà con... Stella Azzurra, devi mettere le date di nascita. Lì ce n'è solo una. Io dovete mettere le date di nascita di tutte le persone. Adesso rispondo alla Marina. Vediamo. Allora, vediamo alla Marina, perché se no mi salto, se non è corretta la domanda, non sono mica qui a far pagliacciate, capite? Allora, Federico torna insieme, ormai è passato quasi un anno, Marina del 92 e Federico del 93. Se torneranno insieme, Federico e Marina. Federico e Marina torneranno insieme. Vediamo a lei. Sibille se Federico e Marina torneranno insieme. Donna maritata e vedo. Beh, mi sa che Federico, una croce sopra, mi sa che c'era messa su, eh. Vedo che purtroppo ai tempi, quando è successo, patatà,
era deciso, ha qualche rimpianto però, perché vede che tu eri una persona corretta. Però qualche rimpiantino, cioè però la croce ce l'ha messa sopra. Vediamo il passato, il presente. Dai. Allora, vediamo un po' questa situazione, eh? Questa situazione un po' com'è. Allora, nel passato c'è stato un cambiamento per via di una donna giovane, messaggi, avete conversato tanto e però dopo vedi falsità, sono state dette tante cose che non erano corrette. Nel presente vedo che c'è ancora cose che si fanno nascoste, nervosismo, gelosie. Vedo che c'è qualcosa fra voi due ancora di negativo, però ti vedo speranzosa, no? Che vedi in là e vedo una signora che sta cercando di aiutarmi, una signora di una certa età. Insomma, nel passato questo ragazzo molto probabilmente guardava una donna giovane, non so se si era innamorato, però insomma una delle cause che ha fatto un cambiamento nella vostra vita è che il vostro bel menage è sfiorito è proprio per questo. Nel presente gelosie, si fanno cose di nascosto, ti vedo speranzosa, però per l'intervento di una persona saggia, anziana. Nel futuro io vedo che questa persona cercherà di riavvicinarsi per il semplice fatto che vedo l'angioletto, che è un sentimento importante. E lo vedo anche molto spinto nei tuoi confronti. Quindi nei prossimi tempi si dovrebbe sbloccare qualcosa che a livello sentimentale dovrebbe portare a un incongiungimento, proprio perché vediamo qua che c'è l'elimino. E poi vediamo che lui ci penserà, però vedi, ha qualche rimpianto, qualcosa da mettere a posto, qualcosa che non va a questo ragazzo qua. Lo vediamo pensieroso, che sta cercando di costruire di nuovo qualcosa ed è molto motivato con te. Vediamo un po' il finale allora. Ci sarà un'amica, ti vedo malinconica, allegria superbia. Beh, molto probabilmente sarai invitato da un'amica per in un certo senso massimo un anno, vedi, ci sarà un periodo duro. Io lo vedo che lui vuole tornare, vedi, perché l'artista, lui ha delle qualità, però l'artista ha il problema, sai cos'è? Che gli piace più prendere che dare, a livello sentimentale è un po' debole. Quindi ha delle qualità importanti e vorrebbe sicuramente unirti, è anche lanciato, vedi, e sicuramente schioccherà la freccia del ritorno. Però quando starete assieme, molto lui sarà pensieroso, vorrà costruire qualcosa, ma avrà molti rimpianti. Il finale com'è? Ci sarà un'amica che entrerà nella vostra vita, tu sarai malinconico, avrete dei momenti di allegria, no? Ma molto probabilmente qui sarete già assieme, solo che ci sarà da lavorare per cucire bene la vostra unione. E molto probabilmente tra un anno massimo vi darà aiuto una vostra amica, ci ascolterà. E alla fine sembra quasi che voi siate contenti, però è chiaro che c'è qualcosa, vedi, malinconia, che tu dovrai mettere a posto. Quindi sì, le sibille fanno sembrare che la situazione dovrebbe ricucirsi entro un anno ancora. Bene, vediamo un po' che è la prossima. Oh, Federica, abbiamo super Federica, vai a ascoltare una domanda. Allora, allora, il Carlo è 69 e la Federica è del 70. Mi chiede se il Carlo è uscito. Allora, vediamo un po' se Federica e il Carlo sono usciti, se ho capito bene, se sono usciti dalla loro... se è uscito il Carlo, che è del 69, e Federica 70, sono usciti definitivamente dalla propria vita. Vediamo un po'. Sibille, ditemi se il Carlo e Federica sono usciti, che praticamente si sono lasciati definitivamente. Voilà. Beh, c'era conversazione amatrice. Beh, la nostra amica è sempre, come si suol dire, la nostra Federica è sempre ben propositiva, in dialogo, no? Sembra quasi che ci sia, che si voglia ricucire. Vediamo un po', dottore, disgrazia, nemico, ammalato, che cazzo è questo?
Ti vedo manicomio, ma vi vedo tutti e due manicomici. E allora, guardiamo un po' nel passato recente, Federico, qui c'è stata una situazione veramente difficile, disgrazia, malato, nemico, dottore, non si capisce se per via di una donna maritata, di una moglie, però diciamo che è stata una situazione veramente, un passato veramente poco glorioso, un passato impegnativo, un passato che bisognava mettere a posto tante cose, che si è distrutto quel che si era costruito per via di nemici, per via di malattie, per via di tante cose che hanno conflitto assieme e praticamente la cosa è morta lì. Nel presente vedo che c'è un'amica che ti sta ascoltando, ti vuole bene, però ti vedo malinconico tu e malinconico lui. E poi vedo nervosismo fra di voi. Siete distanti, distanti anni luci. Nel futuro io vedo che c'è un accenno di allegria, ma poi vedi ancora bugie, e tu però sempre speranzosa. Fra un po' riprenderai speranza, sebbene c'è nervosismo, bugie fra di voi. Quindi tu sei però sempre speranzosa. Adesso sei malinconica come lui. E nel futuro come la vediamo? Beh, nel futuro io vedo che di nascosto lui, vedi, tornerà alla carica. Di nascosto, ma molto di nascosto, lui sarà ancora entusiasta di avere come si suol dire, un rapporto sentimentale con te. Lo vedo proprio ripartire in quinta, massimo 9 mesi. Quindi adesso proprio una situazione giù, down, una situazione triste per tutti e due. Nel futuro forse qualche bugietta ti tira su di morale, poi ancora vediamo che lui di nascosto cercherà di nuovo di riconquistarti, ma vediamo il finale, vediamo l'esito che parla chiaro. L'esito dice che lui è un artista, gli artisti, ci potrebbe essere anche un'altra persona, perché sono due. Comunque io direi così alla tua domanda, se è uscito dalla tua vita, non ne sarei certo, perché lo vedo di nuovo molto motivato a riconquistarti. È un artista delle qualità, però è anche un tipo che gli piace più prendere che dare a livello sentimentale. E la fortuna è su di voi, vedi? La carta fortuna è una carta importantissima, però che lui torni non dipende da te, ma dipenderà da lui. Vedi, tu qui sei in attesa e sei contento di aspettare. Quindi cosa si può dire? Si può dire che fra un po' lui ritornerà alla carica in modo importante per riconquistarti. Chiaramente stai attento perché lui è un tipo che gli piace più prendere che dare. Ha delle qualità importanti, però è un tipo un po' freddino alcune volte. La fortuna è dalla vostra e tu devi solo aspettare che lui si sblocchi. Però adesso io la vedo proprio nera, una situazione impegnativa, situazione che insomma siete tutti e due su barricate diverse. Bene, vediamo se c'è ancora qualcuno. Vediamo un po'. Allora, c'è Cinzia e Luciano. Mm. Luciano è dell'87 e Cinzia è vedete un po', Luciano dell'87 e Cinzia del 72. Vediamo perché Luciano chiudere con Cinzia. Vediamo un po' perché Luciano chiudere con Cinzia. Vediamo un po' le Sibille cosa ci dicono, se ci possono aiutare, e Luciano, perché Luciano è crudele con Cinzia. Beh, Cinzia, guarda qui che cosa è successo. È successo proprio come dici tu, c'è qualcosa, Cinzia, Luciano, che non sai più di decidere le disgrazie che lui, in certo senso, vedi, ha ragione te, guarda com'è crudele, effettivamente è una carta pesante, è lui che decide di poterti fare male. Mm. Mm. Ma guarda, allora, guardiamo un po' il passato. Qui la situazione è che
Lui ti ha fatto messa alla guerra, vedi, e ha detto cose che non erano vere e potenti. Tu ti sei sempre prodigato per cercare la pace, però vedi che in segreto lui ti ha fatto la guerra. E anche adesso sta facendo a livello legale qualcosa di nascosto, stai attenta, e non solo lui, ma molto probabilmente anche una donna lo aiuterà. In questo momento una linea è presente terribile, guarda, terribile, ladro, sacerdote, ammalato, nemica. Devi stare attento a questo fratellino qui perché mi sembra un po' un birichino. Poi nel futuro, beh, non si capisce tanto bene, ma si vede che c'è un po' forse un ricongiungimento fra voi due, poi vedo un nemico ancora, forse perché interviene o la moglie o qualche donna che è sposata, perché vedo che c'è praticamente adesso tutto nero, e hai ragione Cinzia, il futuro sembra quasi che si cerchi una via di mezzo per fare la pace, però vedo sempre un nemico che però sembrerebbe quasi che cambi, che tuo fratello nel futuro cambia attitudine, forse perché è fra una carta nemico, fra due carte positive, quindi sembra quasi che il nemico se ne vada. In futuro io vedo che fra voi due ci sarà ancora del bel feeling perché tu sei vincente, vedi? E lo vedo che c'è fedeltà, quindi sembra quasi che ci sia un ritorno alla normalità. E poi fra massimo 9 mesi ancora un blocco importante, vedi? Il prigioniero. Quindi diciamo che questo qui è il periodo più brutto, poi fra un po' dovrebbe sbloccarsi fra voi due la situazione. In futuro l'esito com'è? Beh, avete lavorato bene per raggiungere il vostro scopo, quindi sicuramente vi avvicinerete. Tu sarai sempre speranzosa. Io non so se la vostra diatriba è per una casa, però sembra quasi quasi che, come si suol dire, le cose dovrebbero appianarsi perché ti vedo sempre fiduciosa e chiaramente perché avete lavorato bene. Quindi lavorato bene per venire. Adesso però non è il momento certamente di dire che va tutto bene perché sembra che ci siano quasi di nascosto dei problemi legali, no? E quindi non so se per una casa, però i problemi legali ci sono. E vedo anche una donna che si mette in mezzo a buttare benzina sul fuoco. Il problema non si sa se è per una casa, di qua o di là, però diciamo che in futuro riuscirai a, tra virgolette, mettere, come si suol dire, acqua sul fuoco e raffreddare questa vostra guerra che c'è. Però per il momento io direi che la situazione è veramente difficile. E poi alla fine sì, avrete sicuramente pace, però per il momento, nel presente, massimo 3 mesi ancora, dopo si dovrebbe sciogliere la cosa. Bene, cari amici, grazie per avermi seguito, abbiamo fatto la nostra mezz'oretta, vi ringrazio di essere stati presenti, ci vediamo questa sera per chi non ha potuto scrivere nel canale Maria Veneziana con il Integrale. Grazie cari amici, alla prossima, ciao.